Seconda manche del Beppe Quiz, altri due concorrenti che devono misurarsi con le domande del Beppe Quiz che qualcuno dice sono troppo difficili. Non è vero, non esistono domande facili e domande difficili, esistono domande che si sanno e domande che non si sanno. Anzi, mi viene in mente un signore che mi dice ma meglio mia perché è troppo facile che anche chi le è. Andiamo a conoscere i nostri due concorrenti di questa seconda manche. Michele. Sì, aspetta un attimo. Che faccio in moto? Bravo. È finito, insieme a tre fare una moto? Ma che moto è fatto? Lasciato. No, ragazzi, non l'ho lasciato. Ma lo... Le rasgala fondù. Dopo te fai la foto. Ah, l'hai modificato, una special su base shadow. Special. Ah, e su base Guzzi, fai negoziato? Non mi l'ho giuntata. Sulla me no. Stiamo la porta zo. No, la me la resta originale. Flessibile, saldatrice. Però io te l'avevo detto anche al Tetefo, uno dei sogni della mia vita è fare una moto mia, costruita da me come piace a me. Non è difficile. E non è difficile, me a Subugna quasi su Bugna fa benzina. Ho sbagliato, ho mettito il gasolio, a me è toccato installare triure all'area di servizio con la canetta a spurgare fuori. E che avresti da inventare la moto diesel però, è vero, ma mi sembra specialmente sul custom. Mi sembra che esista un prototipo di moto diesel. Io faccio anche la macchina che andava a formai. Ah sì? Sì. Con che formai? In America, taleggio. Ciao, la benzina costa nero. Però rende, i dischi rende. Sì? Fa i formaggi quando l'andava. Però c'è la macchina formaggi. C'è la macchina formaggi. Farà anche la macchina. Tu sapevi la macchina da Tola, cos'è? Da me a diesel, gasolio. A gasolio. Gasolio. Tu capite. Bene, bene. Michele di Valsecca, giusto. 6 se non succede niente. Adesso vediamo perché stiamo ancora scegliendo i concorrenti per le puntate a venire, ma se non succede niente sei l'unico rappresentante della Vallimagna. Quindi ecco, tieni alto l'onore della tua valle. Abbiamo il tuo aspirante che è? Luca. Luca di Sarnico. Te fa sotto che Sarnico Villongo. Però abito a Villongo. Come tutti, insomma, tutti quelli che arrivano qua, però poi mi sono sposato, poi mi sento in debito nei confronti del paese che mi ha ospitato. Tutti e due così almeno sono a posti da due. Quindi originario di Sarnico hai detto? Ho capito. Cosa fai nella vita? Faccio l'operaio, metalmeccanico. Lì vicino? A Cividino. Cividino, sì. Te fai mia di moto? No. Barche? Neanche. Neanche? Se buono lo dà almeno. Sì, almeno uno di Sarnico che non sa nuotare. Un po' con la barca, un po' con il kayak, un po' di corsa. Ah sì? Sì, col kayak? Col sono mai stacco che mai il bel? Sì. Ma toglimi una curiosità, è una cosa che mi ha. Quando s'anversa col kayak, ma è tanto tornare? Te resti denegare adesso? No, beh, o ti sfili da sotto. Ma te se sarasse fino al butulla pancia. Ma sul lago di solito non vai chiuso, più che altro vai sui fiumi chiuso. Invece sul lago vai aperto, vai tranquillo. Ma che tu sa girare? Ti sfili fuori. Te per me da col dereni? Sì, dopo c'hai il metodo si chiama Eskimo, con la pagaiata sott'acqua ti ribatti dall'altra parte. Ti è capitato a mo' te? No, fino adesso no. Sempre. Te sei bravo. Vai sul lago, vai via tranquillo sul lago. Come ve la cavate a pallone all'Atalanta? Ne sapete? Il nostro Corrado Gotti ha preparato una bella domandina per voi per capire chi parte per primo. Prego, Sur Corrado. Allora, quando disputò il primo campionato l'Atalanta in assoluto? Il primo campionato, l'anno in cui l'Atalanta ha debuttato. 1907. Tu dici 7 anche tu? Non è il 7, ditemene un altro. 6. Il 6, tu? 7. No, stavo di che la mia è il 7. Lui ha detto il 6. L'8 era il 14-15. Il 1914, quindi si avvicina di più Luca. Sì. La domanda che ci siamo fatti tutti è: ma sei nata nel 1907 per 7 anni? Hai fatto cos'è? Probabilmente è giocata 3 dell'Ur, però ieri era registrato. I fa Atalanta A contro Atalanta B. E nel 1914 hanno deciso di fare il campionato in quale serie? In promozione. In promozione. Bene. Andate a bene, Luca. Partiamo. Qual è l'ultimo comune bergamasco ad essere bagnato dal Serio? Fara Olivana Consola, Romano di Lombardia,
Mozzanica, Gandelì e dopo il va sottoterra. È il serio effettivamente da Sarna che passa UG Deleuze. E Farini. Mozzanica. Mussanica? Bravo, bravo Luca, bravo, bravo. Emilia, signorina Emilia, fotografo che sia mia Eugenio Goglio. Un po' di lacune. Formaggio. Formaggio, Quale? uno qualsiasi, ce ne sono lì 2 o 3. Branzi? Branzi? Vabbè. Posso, io porto io. Vai. Tu sta fettuna che lì, ma è È Branzi, ah sì è Branzi. Branzi, sì. Fatto su da chi po'? Arnoldi Valtaleggio. Però, che fettuna. Bene. Michele, Pronti? quale zona della Bergamasca era chiamata Pagus Fortunensis? La Gera d'Adda, l'Isola, la Val Cavallina, la Valle di Scalve. Pagus Fortuna. Avrà argota che fa con la fortuna. Tra l'isola. La Val di Scalvi. La Val di Scalve. È un bel posto. Luca. Fortunensis. Pagus Fortunensis. Val Cavallina. No. Ma è mia toffa me che aspetta. Quando tu sbagli è chi usa le più. Che dopo? Michele. L'isola. L'isola, sì, l'isola. Il Pagus era un distretto. Nell'isola si venerava la dea Fortuna e il centro di tutto era il tempio sito a Suisio. Con l'avvento del cristianesimo si spostò a Terno d'Isola. Proprio tutto il tempio si spostava. Il culto della dea Fortuna, mi è tutto il tempo con i rodelle. Se c'eri tutto che fai sotto il motore. Preciso. Emilia. Sì. Michele cosa vuoi? Ma un cacciatore va bene. Gli è tri insieme, o te tri ogni Sì. tri insieme. Molto Fantastico. Bene. La domanda era, chi l'ha fatta la domanda, Corrado? Del Pagus, a lui, quindi tocca a te Michele. Nel 1900, quanto siete? Uno? Nel 1985 Giacomo Manzù disegnò scenografie e costumi per un'opera di Verdi rappresentata a Napoli. Quale? Questa è quella sua. Sei un amante del melodramma? Aida, Macbeth, Falstaff, Anna Re. Cosa si dice? Aida, Macbeth, Falstaff, Anna Re. Anna Re. Anna Re. Sai chi l'ha scritta Anna Re? L'ha scritta Gigi D'Alessio. E tu l'hai scambiato per Giuseppe Verdi. No, non è Anna Re. Napoli qua. Corrado cosa gregna che te tu CCD di Gigi D'Alessio? Sì, no, ne ha di sto GC, dopo però è lei che canta. Non digli mai che siamo stati insieme. Pota. Luca, che potta po'? Pota. Aida. Aspetta perché che sogna me, No. Michele. Falstaff. Lì al Macbeth. Non volevate rispondere insomma a questa qua. Non vi piaceva come domanda. Direttore era Riccardo Muti che disse: gli bastavano poche parole per capire il senso del dramma. A Napoli volle un allestimento tutto bianco, era terribilmente funebre. Giacomo Manzù, famoso ovunque anche a Napoli. Luca, domanda per te. Che cosa significa in dialetto scalvino la parola motel? Persona silenziosa, cacio bianco e magro, bambino vivace, area camporella comunale attrezzata. Motel. O il motel. Beh, Motel? più attrezzato del motel, acqua colda, Manca le volte, scrivania, belle cifre. televisione, Parcheggio. parcheggio. Un bambino vivace. Sei proprio il motel? No. Valsecca dalla Val di Scalve dista tanto, insomma.
Motel vuol dire muto, da muto, motel. Ma che motel che lì? Motel, perché sta motel. Persona silenziosa. Persona silenziosa, no. Arresta l'area comunale attrezzata o il caccio bianco e magro? Caccio bianco. Caccio bianco e magro, sì. Questa cosa l'ho saputa grazie al dizionario Scalvi scritto da Sergio Piffari e Sergio Tagliaferri. Motel. Signorina Emilian, dai cos'è all'om che de sarne? Salame? No, No. una bottiglietta di Bottiglietta dei. A chi che lo faccia la domanda? A lui. A lui, quindi che la fu al Michele. Occhio che là l'andace, Ma superato. sì, almeno sì, il mio due. Due a U. Oltre a una via di Bergamo, cosa è intitolato al filantropo Giuseppe Greppi? Un ospedale? Un parco? Un istituto scolastico? Un teatro? Giuseppe Greppi. Mai sentito nominare? Mai. Greppi. Greppi. C'è la via Greppi a Bergamo, No, ma voi i camionci con segretti, ma i concessionari. Insomma, no? Se ti può aiutare sarà il parete, un discendente. Un istituto scolastico. Un istituto scolastico no. Te l'hai mai sentito nominare Giuseppe Greppi? Filantropo? Filantropo di cos'è? E mia che chi diventa l'UF, che è il licantropo. Licantropo. Filantropo. Gli dico un parco. Un parco Giuseppe Greppi, no. Michele, o l'ospedale o il teatro? Teatro. O il teatro, bravo, sì. La bellissima Sala Greppi, che tra l'altro è molto bella e la vediamo nella foto, oggi ospita soprattutto concerti di musica classica. L'intera vita di Giuseppe Greppi fu dedicata all'oratorio di Sant'Alessandro in Colonna e innumerevoli furono le sue iniziative a favore dei poveri e dei bergamaschi in genere, da non confondersi col suo omonimo milanese, suo coevo, che fu senatore Greppi. Diamo qualcosa a Michele, se non sbaglio siamo due pari, giusto? Allora, cacciatore gay, una bottiglietta di vino. Bottiglietta. Allora, io adesso faccio la prossima domanda a Luca, giusto? O prima che mi dà la risposta al van finale. Ok? Luca, è tutto nelle tue mani. Foto! Arde Gabè. Questa bellissima chiesetta si chiama San Pietro in Vincoli. Dove si trova? Oltre il Colle, Corte Nuova, Spinone al Lago. È un rendering, i gamode fa la su. Sì, cosa è il rendering, no? E a chi la urdi geometri che dei disegni talmente belli che sembrano delle fotografie, ti fanno vedere come sarà la casa o come sarà, ma in realtà la che mia la casa, insomma. È tutto sulle tue spalle. Sento il peso. Spinone al lago. Bravo, sì, in finale ci va Luca di Sarnico. Michele, non è detta l'ultima parola perché adesso vai nella scuola a prendere le ripetizioni e magari in finale potresti andare ancora tu. Ci vediamo tra poco con il Beppi Quiz. Invece arde il Beppi Quiz.